con questo sound velluto. Il nostro regista Giulio Carnelli, siamo in diretta con Gianfranco Amato, presidente dell'Associazione Giuristi per la Vita. Se ci avete ascoltato, insomma, abbiamo messo un po' tanta carne al fuoco, abbiamo anche sforato quella che doveva essere il momento delle vostre domande, che se ci avete pazientemente ascoltato, prima di tutto grazie, e secondo di tutto apriamo le linee e siamo pronti a sentirle dalla vostra viva voce. Il numero è sempre lui, 0266 20 35 29. Ovviamente non valgono solo le domande, ma anche le critiche, gli spunti, le opinioni difformi e convergenti. Insomma, come sempre Radio Padania, ma soprattutto Radio Padania Libera. 0266 20 35 29. SMS che invece sono arrivati a profluvio, ne leggiamo uno, quello di Silvio da Brescia, che dice: è vero, siamo al mercimonio, per soddisfare il proprio egoismo si compera la vita, l'amore è estromesso, siamo alla fine della civiltà, arriva l'ISIS e noi ci preoccupiamo delle devianze, ci travolgeranno. Anche Silvio mette in corrispondenza questo, che a suo giudizio è una decadenza dell'Occidente, questo mercimonio dell'essere umano con i barbari alle porte. Sì. In effetti è un parallelo che è torna. molto, anche perché facciamo un ragionamento. Noi abbiamo due civiltà a confronto. Bene? Una civiltà, la nostra, che io definisco necrofila, cioè che ha come orizzonte la morte. Aborto, eutanasia, sterilizzazione. E una che invece ha come orizzonte la vita in funzione ideologica. Nel senso, facciamo più figli per prolificare e quindi invadere. Secondo voi, quale delle due società è destinata a prevalere? Purtroppo nella storia generalmente quando si creano queste vicinanze prevale la seconda, quindi quella che tra guarda l'altro la vita. Ricordiamo che i neomalthusiani... Però credo che l'Occidente non sia solo quello che hai tratteggiato tu, non è il questo... trionfo della morte, no, secondo me. Chiaramente questo è una semplificazione, l'Occidente non è soltanto morte, certo, ma in questa prospettiva che una certa deriva patologica della civiltà, per la civiltà occidentale non posso dire superiore, perché sennò ma sai, potresti, perché se ne fai parte nata dalle radici cristiane, cioè con la sua storia, il Rinascimento, cioè è la forma patologica di questa grandiosa civiltà che, se rischia di prevalere con un modello che si impone, con la dittatura del pensiero unico, e dopo, se l'esito di questa bellezza è appunto che non si fanno più figli, addirittura i neomalthusiani, cioè quelli che dicono che siamo troppi nel mondo, dicono che il modello perfetto è l'omosessualità, perché così fa meno perché siamo sono troppi gli estinzionisti, sai che anche dei tirannosauro rex esattamente ed è così che si sono estinti. Gli altri invece dicono che ogni buona famiglia in nome di Maometto e di Allah deve fare il minimo 8 figli. Secondo te chi è che la democrazia è un problema matematico, è di proporzione matematica. Allora, abbiamo due ascoltatori che vogliono prendere la linea in diretta e li prendiamo molto volentieri. Prendiamo il primo. Pronto? Sì, pronto, ciao, sono Marco da Milano. Ciao Marco, buonasera. Rispondendo a quello che dice, come si chiama il signore? Gianfranco Amato. Gianfranco Amato, appunto è una proporzione matematica, per cui la risposta è ovvia, ovviamente, no? Sicuramente, però devo dire una cosa, no? Cioè, a parte che mi sto domandando, dopo aver sentito tutto quello che diceva, no, a che scopo tutto questo... questa strumentalizzazione, no? Praticamente questa deviazione verso una cosa veramente aberrante, no? Come giustamente osservavate voi, ma una cosa brevissima, no? Dico, sì. Sentivo oggi è stata ripresa appunto la faccenda, una da Radio 24, no, dove hanno intervistato Raffaele Cattaneo, sì. No, praticamente, che era presente a quel convegno di sabato, no, dove praticamente si è sforzato in tutti i modi di dire che praticamente l'omofobia non c'entrava un tubo, no, ma perché così era, no? Perché io poi dopo ho sentito anche altri che sono stati lì come spettatori, no? Per cui effettivamente erano due cose completamente divergenti, no? Cioè quelli là erano fuori effettivamente a protestare perché erano strumentalizzati, no? Certo. E tu che ragionamento hai fatto su questo? Che domanda ti viene o che frase ti viene? Su che cosa, scusa? Su questo fatto che fuori c'era una folla che manifestava contro qualcosa che non stava succedendo. Esatto, è una strumentalizzazione, cioè
anche quelli che erano fuori, giustamente come osservava Gianfranco Amato prima, vengono strumentalizzati sia quei poveri, poi vabbè, e non tiro fuori il termine, dei centri sociali, compresi anche i soggetti arcobaleno, e compreso, volevo aggiungere appunto, quel ragazzo che si è alzato in piedi, che voleva prendere la parola, che poi è stato accompagnato alla porta, ma non perché, io ho capito che non era perché si voleva tappargli la bocca, ma perché non c'entrava niente con quello che stavano discutendo nel convegno, cioè. Certamente c'era creato un clima poi eccessivamente incandescente anche per quello di cui si stava parlando. Io ti ringrazio e ti chiedo scusa, ma abbiamo un altro ascoltatore che deve prendere la parola, e se le linee, come a volte ci capita, incominciano a essere bollenti, vi chiedo la cortesia di utilizzare 30-45 secondi al massimo, altrimenti rischiamo di pregiudicare il diritto anche di altri di intervenire in diretta. Pronto? Buonasera a tutti. Buonasera. Ascoltando mi sono cresciuti canista, sono diventata omofoba. Grazie. Ecco, un altro outing di omofobia oggi qua a Radio Padania, una puntata spigolosa, ma alcuni temi vanno assolutamente trattati e devo dire che abbiamo cercato di farlo in maniera, io ovviamente come sempre più oggettiva possibile, lasciando che poi l'opinione ve la facciate voi. Abbiamo ancora 2 ascoltatori, li prendiamo, sempre 30-40 secondi, vi chiedo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Ecco, io volevo dire, c'è stata una certa similitudine in quello che ha detto l'avvocato con quello che ne ha parlato come si chiama lì, quell'esponente del PD al convegno. Mario Adinolfi. Quell'enorme armadio. Sì. Comunque va bene, ha spiegato della mischiare gli spermi di 2 tipo Elton John con il suo compagno, eccetera. Ecco, quindi questa cosa qui in un certo qual modo sarebbe opportuno divulgarlo, però volevo dire, ma la Svizzera, se facciamo, e sono convinta, questione di numeri, ma come farà la Svizzera, che è un posto piccolo, uno stato piccolo, ma quelli la mangiano viva, non ci sono soldi che tengano con queste lobby qui potenti. Ecco, un vostro parere, grazie. Sì, certo, questo è una considerazione interessante. La Svizzera, stranamente, dobbiamo dire, da questo punto di vista è all'avanguardia. Pensiamo, appunto, raccontavo al sex box, no? A questi genitalini di peluche nelle scuole elementari. Sono veramente molto più avanti di noi e non si sono posti il problema che sono pochi. Per cui effettivamente... anzi, lì avremo probabilmente un campo vedremo come evolve questo sistema che porta all'estinzione. Sì, perché questo certamente è qualcosa di molto controverso, e quando una società riscontra delle controversie, delle contraddizioni così forti, io ripeto, dovrebbe interrogarsi una democrazia a votare. Che certo. Poi guardate, su tutte queste cose su cui abbiamo detto che a noi non piacciono, se ci facessero votare noi poi potremmo dire vabbè, abbiamo perso, siamo di nuovo minoranza e speriamo che non ci costringano a farle. Io ricordo, scusami Gianfranco, il numero per intervenire in diretta 0266 20 35 29, mentre gli sms 346 64 277 56. Abbiamo un ascoltatore, io lo prenderei al volo. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, ciao. Adriano da Gorizia. Niente, volevo intervenire per quanto riguarda il tema trattato. Non ho niente contro gli omosessuali e tutta quella gente lì, però mai tutto non è spiegato. Perché se la vediamo in ambito spirituale c'è un motivo perché l'omosessualità viene condannata, quando parliamo di energia, eccetera, eccetera. E potrei citare un libro dove è tutto ben spiegato, un libro si chiama L'alchimia dell'estasi, Nick Douglas, Penny Singler, edizioni manuale Newton. Alchimia dell'estasi, il titolo promette bene. Sì. Parla di vari trattati erotici, taoistici, cinesi, insomma a livello mondiale, e spiega perché l'omosessualità comunque è vietata, cioè non va bene. Vabbè, poi ognuno si regola come gli pare. E dopo volevo dire un'altra cosa, seguendo i corsi anche di un grande medico che è un cardiologo che opera a Tel Aviv, si chiama Nadar Bhutto,
Perché spiega chiaramente che un bambino, cioè, cresce sano, forte, sarà anche fortunato nella vita, quando hai il 50% dell'affetto della parte femminile e della parte maschile. È la natura questa. Grazie. È la natura, volevo dire solo questo. Giustissima osservazione. Ricordo sempre a questi microfoni, avevamo parlato anche con una sostenitrice invece dei matrimoni omosessuali, delle adozioni, e gli avevamo fatto presente come non Radio Padania ma Carl Gustav Jung parla di un archetipo maschile e un archetipo femminile all'interno di ogni persona, dove poi l'orientamento sessuale dipende da quale dei due partiti dentro di voi ha la maggioranza, ecco, per renderla veramente banale. Tanto questa è una radio bifolca. Io direi prendiamo le ultime due telefonate, poi andiamo alle conclusioni, perché purtroppo il tempo scorre inevitabilmente. Pronto? Sì, pronto? Sono sì, io? Sì, sei in onda, ciao. Sì, ciao, sono Agostino da Varese. Ciao Gianfranco. Ciao. Volevo far riferimento a quello che è il giro di affari su cui si parlava prima del mondo gay omosessuale. Un articolo di poche settimane fa pubblicato dalla stampa italiana quantificava da dati ufficiali negli Stati Uniti 1.000 miliardi di dollari l'anno. Questo la dice lunga su qual è l'interesse economico che prevale, quindi anche 1.000 miliardi sono quasi il PIL di un paese, quindi insomma è difficile che questo, contare quanti zeri ci sono in 1.000 miliardi. Io non riesco a farlo, ma vi dà un'idea di quanto l'interesse economico sia forte in queste questioni. L'ultima telefonata. Pronto? Pronto, ciao, sono Guglielmo da Brescia. Ciao, Ascolta, Guglielmo. io invece parlo, invece che stare sempre a fare giri di parole con centinaia di cose dotte, che alla fine quando sto in gestione non c'è quasi mai niente. Cioè io quando ero giovane dicevo che più culi c'erano, meno concorrenza c'era, che ero più contento. Primo. Secondo, come diceva grande Cossiga, quando uno c'ha la faccia così come si propone, e cioè Scalfarotto, secondo me è così, cioè non è che ci faccia. Grazie Guglielmo. Noi siamo lì all'ascolto uno così, mentre ci fretta l'ascolto. Guglielmo, grazie mille di averci riportato in provincia di Brescia con questa telefonata. 1 anno e 6 mesi. Possiamo dire una cosa: non basta essere omosessuali per essere intelligenti, e non è una condizione per essere intelligenti, perché poi purtroppo c'è anche questo filone. Abbiamo 2 minuti per chiudere, Gianfranco. Che cosa si può fare? Se una persona a casa ha detto va bene, voglio impegnarmi con i giuristi per la vita, cosa può fare? Allora, intanto la prima cosa è informarsi attraverso dei mezzi di comunicazione liberi come questo, e ce ne sono molti altri. Anche questo nuovo giornale La Croce di Adinolfi è un ottimo strumento. Bisogna partecipare a tutti i momenti pubblici che tengono alta la tensione su questa cosa, le sentinelle in piedi, la Manif pour tous, tutte le varie manifestazioni appunto visibili. C'è una petizione che si può fare online, Citizen Go, una petizione contro questa deriva nelle scuole, che è molto importante, credo abbia raggiunto già 60.000 firme e bisogna in qualche modo sponsorizzarla. Attenzione, sul sito dei Giuristi per la Vita potete scaricare una bozza di lettera che i genitori possono mandare preventivamente ai presidi e ai vari dirigenti scolastici, in cui si dice che si chiede la preventiva autorizzazione e consenso prima di sottoporre i propri figli a queste sperimentazioni allucinanti. Questo è più o meno le cose che possiamo fare. Chiudiamo se abbiamo ancora qualche minuto. Abbiamo un minuto scarso. Con quello che hai detto tu, che hai ripetuto più di una volta, che secondo me sembra il leitmotiv, cioè qui ragazzi è un problema di democrazia. Non vogliono farci votare su queste cose, vogliono che ci si arrivi attraverso delle leggi imposte alla maggioranza delle popolazioni. Questa roba qui va assolutamente. E i treni arrivano anche in ritardo, però. E tra l'altro i treni arrivano anche in ritardo. Bene. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Abbiamo finito. C'è giusto il microfono aperto, ma abbiamo finito. Ci fai una foto? Qua deve andare su Facebook dei Giuristi per la Vita, che se no ci attendono tutti. La Tour Eiffel, j'en ferai quoi?